Vediamo se ci riesco in questo modo. Eccolo qua, ci riesco in questo modo, secondo me. Luca Argentero. Ok. Mi sa che ci sono riuscito, ragazzi. Adesso Luca, eccolo qua. Adesso Luca dovrebbe aver ricevuto il mio invito. Finalmente ce l'ho fatta. È stata un po' dura. Vediamo un secondo. Vediamo, Luca. Cosa succede? Eccolo qua. Ah, dai, che ci sei, Luca Argentero, eccoci qua. Connessione, Luca Argentero, ce l'abbiamo fatta, non ci posso quasi credere. Vittoria! Io mi stavo divertendo un sacco a vederti sclerare. Stavo sclerando di bestia, perché, perché tu sei lì in campagna, anch'io ho queste nuvolette colorate, mi fa piacere che te la ridi, ma tu non sai che ansia che ti mettono queste dirette Instagram, una roba, cioè, alle 3, ci vediamo alle 3, mi raccomando, puntualissimi. Cioè, praticamente abbiamo trovato un modo meraviglioso per complicarci la vita quando potevamo stare belli tranquilli. Sì, ma se non ce la facevamo eravamo gli unici in Italia a non esserci riusciti. Perché... Sì, non possiamo stare fuori dal flusso. Allora, sei in campagna, eh? Allora, prima ci siamo sentiti al telefono, mi hai raccontato un po' di quello che stai combinando in questo periodo. Mi hai anche raccontato che sei andato a fare la spesa. Cosa hai comprato di bello? Il necessaire, niente di esotico. Quello che serve per stare in casa, Ti sei messo a cucinare pure tu? come tutti. No, ma io cucino già normalmente. In realtà ho una compagna che è bravissima in cucina, quindi ci alterniamo. Ah, ok. Sei nelle campagne piemontesi? Sei in qualche posto meraviglioso del nostro pianeta? No, io è da qualche anno che vivo in Umbria. In Umbria, Sì. fantastico. In Umbria, in Umbria. Infatti, è stato profeticamente una scelta giusta avere, in questi giorni avere un po' di verde intorno è davvero, Ecco, è davvero utile. beato te, io il verde lo guardo dalla finestra della città di Milano. Mi raccomando, possiamo fare insieme questo appello, Luca? A State casa, a state a casa, casa. Ma state a casa, ma dove sì. andate in continuazione, avanti e indietro? Escano di casa soltanto quelli che hanno veramente, veramente, veramente necessità di farlo per lavoro. Per esempio, già ve lo dico subito che io mi devo recare nella redazione di GQ perché altrimenti il numero di aprile di GQ ciaone che esce. Senti, tu che sei stato copertina di GQ, com'è essere copertina di GQ? Beh, è un onore, no? Non è una cosa da Bravo. tutti i giorni, quindi è bello. Io poi non sono particolarmente, poi mi hai visto, ci siamo incontrati quel Sì. giorno, non sono così bravo a vivere il momento dello scatto fotografico particolarmente, soprattutto dell'editoriale di moda, quindi diciamo che fa parte del gioco, ma lo vivo come parte del gioco. Non sono, vesto quei panni come se fosse un costume di scena, ma non sono i miei panni abituali, sono molto poco fashion in realtà. E quindi mi diverto quando ci sono queste occasioni, nel caso di una cosa così prestigiosa, a fare un po' più il fashion victim. Bello, bello. Infatti no, Luca è stato molto bravo, lo voglio raccontare a tutti i nostri lettori, follower, chi ci segue. È stato bravissimo sul set di GQ, ci siamo molto divertiti, ha accettato anche delle sfide piuttosto avventurose perché gli abbiamo proposto dei vestiti che francamente, adesso te lo posso dire, io non lo so se li avrei messi, te lo dico. Però vabbè, tu c'hai il physique du rose, sei bello, quindi non c'è Ah, problema. se li vivi come il concetto di costume, no? Poi la Eh moda sì. poi è fatta così, il pret-à-porter è diverso, quello che ci mettiamo tutti i giorni per andare in giro non è quello che poi vedi nei servizi di moda. Nei servizi di moda ci sono anche cose Sì, più più forti. artistiche, più fuori, più... Sì, più forti, eh. più colorate. Senti, allora, una delle cose più belle che stai facendo in questo momento, poi parliamo anche delle altre, è, diciamo,
spingere sulla strada della solidarietà a favore della protezione civile. Vogliamo fare un appello? Eccolo qua, un caffè ragazzi, dai, raccontalo tu. Sai, guarda, la nostra è un'avventura che va avanti da quasi 10 anni e in realtà in questo periodo, come sempre, gli italiani si riscoprono essere un paese solidale. È successo in passato col terremoto, con le alluvioni, e recentemente con il crollo del ponte di Genova. Quando c'è una grande emergenza, il popolo ha voglia di partecipare, di sentirsi solidale. Portiamo avanti questa idea da 10 anni, per cui la necessità di essere solidali vale quotidianamente, tutti i giorni, e così nasce un caffè. Noi presentiamo un progetto a settimana da qualche anno. La cosa positiva è che secondo me molto anche sulla spinta dell'iniziativa di Fedez e della Ferragni, questa ondata positiva di raccolte, si è creato un volano di solidarietà molto particolare, molto bello, molto positivo. Noi siamo strutturati per farlo perché lo facciamo da sempre, Certo. e abbiamo deciso di supportare la protezione civile per dei semplici motivi pratici. Primo, perché abbiamo un contatto diretto e quindi abbiamo la certezza della destinazione dei fondi. Secondo, perché in tanti localmente si stanno attrezzando a fare delle raccolte fondi per i rispettivi ospedali o strutture sanitarie di competenza. Dopo i medici, la prima linea di contenimento di questa emergenza è affidata alla protezione civile, che agisce in modo capillare su tutto il territorio, dal piccolo paese dove c'è bisogno di portare la spesa alle persone anziane alle grandi iniziative di contenimento al di fuori degli ospedali o nelle città. Insomma, è un ente statale a cui è affidato la gestione dell'intera emergenza, a partire dall'acquisto dei tanti famosi e chiacchierati DPI, cioè dispositivi di protezione individuale, quindi mascherine, camici, occhiali, guanti, che in questo momento sono il vero snodo del problema, sia per chi è in corsia a lavorare, ma sia anche per le tante persone che continuano ad andare a lavorare. Faccio un esempio banale. Le persone che lavorano all'interno di un supermercato, e quindi che continuano a aiutarci facendo il loro lavoro. Però uno sta alla cassa, intanto poi guarda gli altri e dice: oh scusa. Esatto, però pure loro hanno bisogno di cosiddetti DPI e non è così facile. In questo momento il grande problema è capire, con la chiusura di Schengen, se alcune forniture arrivano, se sono nazionali, se sono internazionali, dove arrivano, come arrivano. Insomma, la protezione civile ha un ruolo fondamentale nel coordinamento di questa emergenza, quindi siamo oltre in pochissimi giorni, in 3-4 giorni abbiamo superato i 400.000 euro, viaggiamo per il mezzo milione. Ma il bravo non siamo noi, sono bravi tutti, insomma. Le persone che stanno contribuendo, naturalmente. Esatto. Però devo dire che anche i Paperoni d'Italia, quelli che diciamo di fondi e di soldi ne hanno tanti, ne stanno dando tanti. A me ha un po' sorpreso le cifre veramente enormi, decine di milioni che sono stati donati. Complimenti. Sì, complimenti. Mi viene l'altro appello, che un po' è quello che ha fatto il nostro Presidente del Consiglio, e in ogni caso a placare le polemiche, perché sono riuscito a sentire delle cose polemiche anche rispetto a delle donazioni private. Sì. In questo momento mi sembrano veramente delle polemiche sterili, cioè ci saranno mesi per poter commentare chi ha fatto cosa. In questo momento, se Berlusconi decide di donare 10 milioni per allestire un ospedale, non Va trovo bene. niente di cui far polemica. Li prendiamo volentieri da tutti. Senti, esatto. Luca, allora, tra l'altro, tra pochi giorni, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, il 26 di marzo, sulla Rai c'è inizia una tua serie, una serie della quale sei protagonista, che riguarda in particolare la vita di un medico che, se non sbaglio, abitava a Codogno. È vero? Cioè, in uno dei grandi focolai, diciamo, del coronavirus. Guarda, tutto quello che sta succedendo rispetto al nostro lavoro degli ultimi 6 mesi è inspiegabile. Io non so davvero come raccontarlo, perché
parlare oggi di una serie che racconta la vita dei medici già surreale. è surreale. Il fatto che la storia che raccontiamo sia la storia di Pierdante Piccioni, che attualmente, cioè in questo preciso momento in cui parliamo, è lì, è lì a Codogno, è tra Lodi e Codogno a lottare in prima linea, perché lui ha, adesso di preciso sbaglierei dicendo esattamente quello che fa, ma lui ha un ruolo di coordinamento, proprio di smistamento dei pazienti, cioè una roba pazzesca, ha un ruolo incredibile. Noi raccontiamo la sua storia vera. Doc è la storia di Pierdante Piccioni che qualche anno fa... Doc tra le mani, giusto? Nelle tue mani è un sottopancia, un titolo sottopancia emotivo in realtà, noi lo chiamiamo semplicemente Doc. Eccolo lì, Doc. Vai, bravissimo, giusto. Quindi dicevo, è un po' assurdo trovarsi in questa situazione. Detto questo, è anche altrettanto interessante parlare di un argomento così, a cui siamo tutti così sensibili in questi giorni, le manifestazioni d'affetto e di riconoscenza di tutti noi nei confronti dell'ospedale, dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari, è totale la nostra riconoscenza. Devo dire che è una cosa, come sempre le cose vengono fuori quando poi c'è o un'emergenza o... però sì, io ho degli amici medici a cui chiedo delle cose, tutto, qualsiasi cosa. Il medico ti chiedo di tutto, non importa che cosa fai. Fisiatra, questa gratitudine, questo senso di riconoscenza dovrebbe essere quotidiano. In questo momento viene più fuori ancora perché sono così esposti, così in prima linea, ma noi 6 mesi fa, quando iniziavamo a lavorare, quando facevamo il nostro corso, diciamo, abbiamo fatto tante settimane di preparazione in ospedale, io questo sentimento di gratitudine già l'avevo maturato, nel senso che fanno un lavoro davvero incredibile. E della sanità si parla o quando le cose vanno male o come in questo caso quando l'eroismo è così alla portata sotto gli occhi di tutti, ma in realtà quotidianamente i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri dottori salvano vite e buttano il cuore al di là dell'ostacolo. E questa è una cosa che noi raccontiamo, una semplice storia di un singolo medico che è sicuramente un eroe, ma quello che abbiamo capito tutti facendo questa serie è che la parola medico ha poco a che fare con la parola lavoro o professione. Chi decide di fare il medico lo fa perché ha davvero la famosa vocazione, per cui ha molto più a che fare con l'amore nei confronti del prossimo, con l'amore nei confronti del genere umano, che non con la busta paga di fine mese. Cioè, proprio quasi mai. Sì. E quindi insomma è molto interessante. Adesso io di lavoro faccio il saltimbanco, faccio il pagliaccio, quindi speriamo che queste serate siano comunque un aiuto all'intrattenimento, quindi a passare delle ore piacevoli, in più con la curiosità di magari scoprire qualcosa in più di come vivono davvero i medici. Seppur a te cosa manca più di tutto? Dice, vabbè, hai tante cose, sei una bella casa, c'è tua moglie, ti stai occupando dei tuoi affetti, però insomma, cos'è la cosa che ti manca più di tutto? Perché a me, che sto lavorando come un matto, anzi stiamo lavorando pure più di prima, la cosa che manca di più è che so che quest'anno non potrò più andare a sciare, non potrò più andare in montagna, sono disperato. Mi vergogno perché non c'è niente. Veramente, mi ritengo una persona molto molto fortunata, quindi davvero non mi manca nulla. Questo mi unisco al tuo rammarico rispetto alla sì, dai, siamo anche leggeri, lo sappiamo che ci sono cose più serie, ci sono problemi veramente importanti, però insomma siamo qua anche per alleggerirci un po' il pomeriggio. Io ve lo dico ragazzi, quando è giusto che abbiano chiuso gli impianti, però quando mi hanno detto che la stagione era finita io mi sono sentito malissimo. Lo so. Poi c'era un sacco di neve quest'anno. C'era un sacco di neve dappertutto, montagne incredibili, tutti quelli pronti con gli sci, le pelli. Tu fai alpinismo? È una delle tue passioni maschili, diciamo, che poi non è solo passione, un sacco di donne. In questo momento manco con le pelli, perché in questo momento anche solo lì. No, guai.
Anzi, poi Cioè, magari è pure pericoloso, non c'è nessuno che monitora se sia abbastanza pericoloso o meno, quindi ragazzi state a casa, esatto, lo state a ribadiamo, casa. Siamo al stiamo a casa, prossimo stiamo anno. benissimo. Come ha detto oggi il Santo Padre, cosa ha detto di bello? Sì, che godetevi questi momenti che poi non ritornano, poi non lagnatevi, che non avete il tempo per fare le cose a cui tenevate. Mettete a posto le scrivanie, gli armadi, i salotti incasinati, le stanze dei bambini, È così. cose mostruose. Senti, no, te lo dicevo quello della montagna perché intanto approfitto della tua presenza e della tua passione per la montagna per dire a tutti quanti che domani GQ si trasferisce in Val d'Aosta con i collegamenti di GQ Telefono Casa e parleremo con due super campioni, amici di GQ. Uno è Hervé Barmas, tu lo conosci Hervé Barmas? Purtroppo non di persona, ma sono È un fan. simpaticissimo. È simpaticissimo, io lo conosco, ci sono andato in montagna 2 o 3 volte, abbiamo Beato te. fatto delle arrampicate, cose banali per me che sono un dilettante, lui vabbè aveva fatto così, tanto con darmi una pacchetta sulle spalle e per farmi contento, e lui invece grande alpinista, re del Cervino, e poi Federica Brignone, oh ragazzi, ha vinto la Coppa del Mondo di sci, cioè, Grande! delle donne, non c'è mai riuscita nessuno, cioè, un talento, un mito. Ti piace la Brignone, la Guarda, conosci? no, anche Valdostana lì, Doc. non di persona, ma sai, una della sale, una che va a sciare, calchiamo la stessa neve, e ha fatto una stagione incredibile, seppure una stagione strana perché insomma in parte interrotta, ma ha fatto una stagione incredibile. Un risultato che davvero, ogni risultato che porta un po' di orgoglio al nostro tricolore quest'anno ha un valore doppio secondo me. Io personalmente ho esultato da grandissimo Ah, tifoso, io ero esaltatissimo, esaltatissimo. esaltatissimo. Senti Luca, domani la festa del papà. Io c'ho il mio Pietro, tu tra poco, eh? Sei pronto? Qua mi No. chiedono tutti, i follow che dico la gravidanza, non gliele chiediamo queste cose a Luca Argentero, vogliamo sapere se domani sarà felice la sua prima festa del papà. Ammetto che avrei voluto godermi questo momento in un'atmosfera leggermente più rilassata. Così, tranquillo. Tranquillo. Invece, in mezzo a una pandemia globale, tutti chiusi a casa. Però è una felicità talmente grande, talmente enorme che sono entusiasta. Non mi sto preparando in nessun modo, nel senso che Ecco, fai cos'è, bene. cos'è che fai? Cioè, tanto è una roba che uno scoprirà giorno per giorno, non... Guarda, non ti voglio togliere la sorpresa, te lo voglio dire, perché qualsiasi cosa dicono gli uomini è sempre sbagliato, quindi goditela tranquillamente, perché poi è tutto bellissimo. Sai No, cos'è ti la cosa che mi divertirai. dispiace veramente? Che se questa cosa non rientra poi nel brevissimo, l'idea che i nonni o i zii non possano godersi davvero all'inizio una piccola creaturina un po' mi dispiace, però ci sarà tempo per fare tutto, quindi bisogna solo resistere adesso. Assolutamente resistiamo. Grazie mille Luca Argentero, sei stato super gentile per essere stato con noi. Figurati. Goditi l'Umbria, a presto, viva GQ. Ciao. Ciao amici di GQ! Ciao. Allora, io vi saluto. Prima di salutarvi ci tengo a dirvi che appunto domani alle 15 ci colleghiamo con Hervé Barmas, grande alpinista, re del Cervino, grande amico di GQ. Alle 16 ci colleghiamo con Federica Brignone, campionessa, vincitrice della Coppa del Mondo di sci, che ci fa l'onore di essere con noi. Voglio ringraziare pubblicamente Gianni Galli, che è un agente dello spettacolo bravissimo, simpaticissimo e generosissimo, che ci sta aiutando a contattare i nostri amici, perché comunque insomma lavorare in questo momento insomma, non è facilissimo per nessuno. Voglio anche dirvi che se voi fan di Luca Argentero vi volete vedere il vostro Luca non solo sulla Rai, c'è anche io e Leonardo su Sky in questi giorni. Sky Arte, il mio amico Roberto Pisoni, direttore di Sky Arte, hanno avuto il coraggio anche di mandare questa produzione così sofisticata al cinema ed è andata anche molto bene. E niente, vi saluto, vi abbraccio, a domani, Forza GQ, state in casa. Grazie.